È stato un anno intenso, pieno di attività e unanimamente apprezzato, quello che si sta per concludere per l'Orchestra Giovanile dei Conservatori Polesani, il progetto di collaborazione che si è sviluppato tra i due conservatori di Adria e Rovigo, con il sostegno della Fondazione Cariparo e della Fondazione per lo Sviluppo del Polesine. Proprio per celebrare la chiusura di questo primo grande anno e risultato, quindi, la stagione musicale 2019 vede in programma 3 concerti a dicembre che si svolgeranno in tutto il territorio provinciale e non solo. Il 7 dicembre alle ore 11 al Teatro Goldoni di Venezia, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Regione Veneto e la Direzione Generale dell'USR, l'orchestra giovanile si esibirà per una platea di studenti veneti che potranno ascoltare la Sinfonia 40 di Mozart e la Sinfonia numero 4 di Beethoven. La direzione del concerto è affidata ai maestri Ambrogio De Palma e Silvia Massarelli. Sarà un concerto benaugurante dei giovani orchestrali ai loro colleghi di studio alla vigilia delle festività natalizie e un gesto di vicinanza alla fragile e minacciata Venezia dagli ultimi episodi di disastri naturali. E poi, ancora beneaugurante e con un programma specificatamente natalizio, l'Orchestra Giovanile dei Conservatori Polesani si esibirà nella chiesa di Fratta Polesine sabato 14 dicembre alle ore 21, per replicare il successivo lunedì 16, sempre alle 21, presso la chiesa cattedrale di Adria. In programma musiche di Mozart, di Rutter e di Holst, con il suo Christmas Day per coro e orchestra. A dirigere il maestro Ambrogio De Palma, con la partecipazione dei cori dei conservatori Venezia e Buzzolla. È stato un lungo percorso musicale quello dell'Orchestra Giovanile dei Conservatori Polesani, iniziato ad aprile con l'esordio al Teatro Sociale di Rovigo e al Comunale di Adria, proseguito con i concerti di maggio ed Voilà France al Comunale di Adria e al Balzan di Badia Polesine, dedicati a Parigi all'indomani del tragico rogo di Notre Dame, e proseguito ancora al Ballarin di Lendinara e al Tempio della Rotonda di Rovigo lo scorso ottobre.